Un ringraziamento a Demenzia Valeriano che quindi nonostante in questo momento abbia una colpa renale. Speriamo che si rimetta presto perché Buscopan non so se è riuscito a fare qualcosa. È andato tutto benissimo. E un ultimo ringraziamento io lo voglio fare anche a mia moglie per i suggerimenti che mi ha dato, preziosissimi, che mi hanno aiutato a trovare gli argomenti. Un applauso. Che è qua. E a mia moglie non posso che dedicare una canzone molto adatta a lei. Approfitto per ringraziare la signora Anna e Antonio per questi bellissimi fiori di cui mi hanno omaggiato, grazie. Lo dico per chi non dovesse, perché non è una cosa molto comune. Questa canzone si intitola La cicerchia e la cicerchia è un legume.
forse è il tempo di fare ancora 2 canzoni, ce l'ho proprio 2. Per chiudere, questa è dedicata ad Archimede. Queste sono tratte dal secondo CD, quello che non ho fatto qui l'anno scorso. Il suo greco e misurò, quando era una sfera e lucilini, quando arrivò Marcello già bruciò, o solo i soldati e lì. Di cifra, dimensioni e meravigli, toccano uscivano puro dei romani, e non ci fosse trattamenti e assomenti. Ma lo soldato scetto e chi Ligorio ci domandò era mezza volta, il onore fornivo, una volta la fu massacrò. Marcello quando seppe si infuriò, e all'uomo di puro se nemico, ci rese onore sotto una colonna lo morricò. Marcello di rispetto ne ebbe tanto, e chi cerca un regge mi sacranto, a Siracusa presto sostituò, e solo Cicero lo ricorò. Allora colonnetta dei soldati, a severo cilindro disegnati, per ricordare chi giocava stato l'aiuto scienziato. Ma lo soldato sceppo e chi Ligoria ci domandò era mezza volta, il loro risponivo e una volta la fu massacrò. Marcello quando seppe si infuriò, e all'uomo ranni puro se nemico, ci rese onore sotto una colonna lo morricò. Arrivarono i palazzinari, fecero i peggiori militari, e quando la colonnetta ritrovarono parità di scarità. E se sta storia è vera, ora Archimede, i fanalberghi di lusso c'ha la sera, che a spese dei turisti, campa spazio, sociato caldo. Grazie per essere venuti. Buonasera a tutti.